Un applauso ai piccoli danzerini, un applauso anche ai musicisti che mi hanno così ben sostenuti nella loro danza. Allora concludiamo la parte riservata ai gruppi folclorici della FGR, ai gruppi folclorici friulani, con un gruppo che arriva da San Vito al Tagliamento, per l'esattezza da Madonna di Rosa. Lo dico perché loro ci tengono, è una frazione importante di San Vito, e loro faranno vedere il gruppo musicale folclorico Gioia, ci faranno vedere intanto una danza, la fanno insieme ad alcuni bambini del nostro gruppo, perché sapete nel folklore giovanile le vicende sono alterne, vanno un po' dietro quella che è la natalità, e quindi evidentemente i bambini poi crescono, diventano adulti, vanno magari vanno all'università, diventano parte del gruppo grande, e ci sono invece i bambini che un po', ci sono quelli che vanno a calcio, quelli che vanno a pallavolo e quelli che vengono anche a fare folk. Quindi sono insieme al gruppo Primavera, ad alcuni del gruppo Primavera, quindi facciamo un applauso al gruppo Gioia di San Vito al Tagliamento, di Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento, e ci faranno vedere intanto una stagliera, e dopodiché vedremo invece alla fine una vinca con tutti i gruppi insieme. Qual è la di quelli con